Il Fondachelli accende il Comunale Munafò e infiamma la corsa playoff nel girone C di seconda categoria. Davanti al proprio pubblico la squadra di Mister Grasso conquista la seconda vittoria consecutiva e infligge al Protonnarella la prima sconfitta stagionale in un match dal sapore d'alta classifica. Partenza sprint dei biancoverdi, Cambera ci prova subito con un destro che sfiora il palo. Poco dopo Antonio Torre di testa manda al lato di un soffio, ma il Tonnarella reagisce, Calderone calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa, poi Munafò blocca sicuro la punizione di Famà. Il Fondachelli continua a spingere, al 21esimo Antonio Torre arma il destro sfiorando ancora il palo. 3 minuti più tardi Vaccaro spreca da 2 passi la palla del vantaggio. Lo stesso Vaccaro ci riprova dalla distanza, ma Olivo blocca in 2 tempi. Dall'altra parte Calderone non inquadra la porta col destro, poi i padroni di casa riprendono il controllo. Nicolò da posizione vantaggiosa sciupa tutto calciando alto. Campo sfiora il gol con un destro a fil di palo e Calabrò di testa non trova la porta solo davanti a Olivo. Nella ripresa il copione non cambia, il Fondachelli a fare la partita, Campo calcia di poco sopra la traversa, Olivo salva tutto su Antonio Torre, sulla ribattuta Vaccaro manda alto, ma al minuto 65 arriva la svolta, Mister Grasso azzecca la mossa dentro Palmitano al posto di Calabrò, passano appena 60 secondi e il classe 2006 lascia il segno, corner di Campo, girata perfetta di Palmitano e il Comunale Munafò esplode di gioia. Prima rete in campionato per il giovane biancoverde e 1-0 Fondachelli. Nel finale il Tonnarella prova l'assalto, ma il muro di casa resiste fino al triplice fischio. Vittoria meritata e pesantissima, il Fondachelli sale a quota 9 punti e vola al quinto posto, mentre il Protonnarella resta a 8 e scivola in sesta posizione. Il gol lo dedico alla mia famiglia, che mi sono sempre stati vicini, al mio mister che ha creduto in me, infatti da subentrato subito alla prima occasione da calcio d'angolo ho siglato il gol, e ringrazio soprattutto la squadra e Davide Campo che mi ha fornito l'assist. Nel primo tempo sì, abbiamo sprecato effettivamente un sacco di occasioni, però rispetto alle altre partite, come si è visto oggi, abbiamo giocato di più a calcio e effettivamente il risultato dell'1-0 ci sta un po' stretto, però posso dire che abbiamo meritato la vittoria oggi. Devo dire una prestazione super da parte di tutti i ragazzi, veramente un gruppo di 25-26 ragazzi che chiunque gioca non cambia assolutamente nulla come applicazione, come voglia, siamo un mix fra giovani e meno giovani. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me su buoni ritmi, stiamo iniziando adesso comunque a conoscerci anche fra di noi perché siamo quasi tutti nuovi. Per ora diciamo che sotto rete ci dice male, i ragazzi però si sono mossi molto bene e stiamo iniziando ad assimilare tutti gli schemi. E secondo me c'è stato anche un pizzico di sfortuna, ma diciamo che il cavallo di razza si vede a lunga corsa e non può piovere sempre. Ecco. Noi puntiamo in alto, nel senso che puntiamo a fare playoff, anche se sappiamo che ci sono squadre ben attrezzate, ma devo dire che ancora è lunga veramente.